Un caloroso benvenuto a tutto il pubblico di Toscana Sprint. Quest'oggi ci troviamo con le immagini a San Giusto di Prato. La seconda gara, la seconda possibilità per la categoria degli juniores. Ancora una volta un percorso che va a valorizzare le ruote veloci del gruppo, come è stato per la corsa di apertura che si è svolta domenica scorsa a Campi Bisenzia, che ha visto vincitore il corridore della Bottegone Cipriani Gestri, Luca Zullo, davanti a Nico Colonna e a Nicola Stefanelli. Gara organizzata dal team Bottegone Cipriani e Gestri, un percorso interamente pianeggiante, se non qualche cavalcavia nel tracciato, un percorso che misura 2 km e 900 metri. Saranno 27 i giri da percorrere e per un totale di 78 km e 300 metri. Da ricordare ovviamente questa corsa in memoria di Piero Mugnaioni, la 54esima Coppa Piero Mugnaioni, ma anche tante altre coppe e gran premi come la 25esima Coppa Mario Babbini, 30esima Coppa Caduti di Tavola, quarto Gran Premio Magazzini Mercerie, 13esimo Gran Premio Campaioli Macchinari Tessili, 13esima Coppa Armando Solenni, 12esima Coppa Mario Tabarracci e 10ª Coppa Franco Biagiotti, e per concludere quarta Coppa Impero Storai. Molte manifestazioni in una per festeggiare questa seconda gara della stagione della categoria juniores, e come non ricordare anche i vari sponsor, tantissimi quelli che danno supporto al team Bottegone Cipriani e Gestri, ma andiamo a ricordare degli sponsor in particolare come il Palma, poi il servizio Autogru Zaghe, il Campaioli e poi Magazzini Mercerie. Questi sono gli sponsor principali che hanno dato il loro contributo per organizzare questa bellissima corsa quest'oggi. Come vi dicevo, 115 iscritti, 14 società, e a breve andremo a vedere chi sarà il vincitore di questa seconda gara della stagione. Vi dicevo, una gara che per le caratteristiche del tracciato, vi dicevo un tracciato interamente pianeggiante, andrà a favorire quelli che sono le ruote veloci. Intanto abbiamo visto anche il direttore di corsa Sanzio Rampogno e il vice direttore di corsa Rodolfo Gambacciani. Insieme a loro per la giuria c'è anche il giudice Lamanda, Romani e Del Bravo, e il giudice in moto Giuntini. Quindi si abbassa la bandiera a scacchi e partono in questo momento i 115 atleti per questa 54esima Coppa Piero Mugnaioni. L'anno scorso questa gara era stata caratterizzata dal maltempo, una pioggia incessante si era portata sul percorso di San Giusto e sull'arrivo di Via Cava. Quest'anno invece, anche se le previsioni hanno messo acqua, per il momento il tempo sta reggendo, quindi tutto a favore dei corridori. Per ritornare anche all'edizione passata, il vincitore dell'anno scorso fu Marchesini davanti al proprio compagno di squadra Rossi. Arrivarono insieme dopo una bellissima fuga, mentre la volata del gruppo fu vinta dal corridore dell'Ubaldo Signori, Andrei Voicu. Ma entriamo in corsa, subito i primi tentativi di attacco quando siamo al secondo giro, con una coppia al comando formata dal numero 77 Baldini dell'Aquila Ganzaroli e del numero 48 Leonardo Becagli della Campi Bisenzio. La coppia viaggia con un vantaggio di 15 secondi sul gruppo che vedete in questo momento trainato dalle maglie della polisportiva Monsummanese, che ben ha figurato nella gara di apertura con il terzo posto di Nicola Stefanelli. Particolarità del percorso: non ci sarà solo la volata finale, ma anche 3 traguardi a punteggio, rispettivamente al settimo, al 14esimo, al 21esimo giro, con l'assegnazione dei punti con 5 punti al primo, 3 punti al secondo e 1 punto al terzo. Sempre la Monsummanese davanti adesso con il numero 64 Federico Cavallini, che sta facendo l'andatura, mentre gli uomini della Campi Bisenzio stavano cercando di rompere i cambi, avendo ovviamente Leonardo Becagli nelle prime posizioni. Continua in questo momento il gruppo. Abbiamo visto anche radio informazioni di Francesco Neri, ormai conosciutissimo nel mondo delle corse e che tutte le domeniche dà un prezioso contributo alle gare, e continuiamo facendo sfilare tutti e 115 i partenti di quest'oggi. Sono stati ripresi gli atleti al comando, quindi viene ripresa la coppia formata da Leonardo Becagli e da Baldini, i corridori rispettivamente della Campi e dell'Aquila.
quando la situazione al quarto giro presenta ancora il gruppo compatto. Ci sono stati alcuni tentativi di attacco, ma nessuno è andato a buon fine. Ci riprovano in questo momento gli atleti della Campi Bisenzio, e con il numero 63 proprio Alessio Zucconi, che in questo momento sta cercando un'azione in solitaria. Gruppo però che non lascia molto spazio, una cinquantina di metri il suo vantaggio, quindi non riesce per il momento a decollare l'azione di Zucconi, che quando siamo in prossimità ormai del primo dei 3 traguardi volanti in programma, prova un'azione solitaria, ma il gruppo, come vedete anche da queste immagini, viaggia sempre forte, compatto e non lascia molti spazi, quindi sarà difficile quest'oggi riuscire ad andare in fuga, anche perché il percorso non lo permette. Siamo ormai in vista del primo traguardo volante, un uomo della Bottegone in testa, si tratta di Nica, che in questo momento va a prendersi il traguardo volante davanti a altri 2 suoi compagni di squadra. Vediamo Cannavò e Pacinotti nell'ordine, quindi se n'è andato il primo dei 3 traguardi volanti con Nica, Cannavò e Pacinotti, che vanno a prendere punti preziosi per la speciale classifica dei traguardi volanti. Non abbiamo ringraziato invece l'organizzatore nonché presidente del team Bottegone Cipriani Gestri, Edoardo Zanobetti, che insieme anche a Saverio Zanobetti, che purtroppo era malato e non è potuto essere presente alla manifestazione, hanno allestito una bellissima corsa. Cambia ancora la situazione davanti, e in questo momento è un atleta dello Stabia che prova ad andare via, e con il numero 90 è Nicolas Cianetti. Alle sue spalle sempre gli uomini della Ganzaroli, molto attivi, con il numero 76 in questo momento è Francesco Acco, che ormai ci ha abituati alle sue azioni con i suoi tentativi di fuga. La polisportiva monsumanese invece sempre molto attenta e vigile, anche se in questo momento sul cavalcavia, quando siamo a 800 metri dall'arrivo, si fraziona il gruppo, si stacca un primo gruppettino e continua invece Acco con la sua azione per vedere di rientrare sotto il corridore dello Stabia Sparo. Vi ricordo in testa c'era Nicolas Cianetti. Gruppo sempre spaccato nelle prime posizioni sotto l'impulso degli uomini della Monsumanese. Con il numero 71 vediamo uno degli atleti che l'anno scorso, nonostante fosse stato di primo anno e nonostante avesse avuto molti problemi a inizio stagione, ha riportato delle bellissime vittorie, ovvero Umberto Orsini. Qui vediamo il gruppo che comunque sia sta rientrando e si sta riportando sotto agli atleti al comando, mentre Cianetti insiste nella propria azione con un vantaggio di una decina di secondi. Tante personalità nella corsa della 54esima Coppa Piero Mugnaione. Abbiamo visto anche Flavio Pagliaccia, responsabile della categoria allievi, che l'anno scorso è riuscito a vincere il campionato italiano con Federico Monti, uno dei giovani più promettenti del nostro panorama toscano. Cambia la situazione al comando, c'è stato il ricongiungimento da parte degli atleti del gruppo, sono rientrati sotto l'atleta dello Stabia Cianetti, e in questo momento si tratta di gruppo compatto quando ci avviciniamo anche al secondo traguardo volante. Gli uomini della Campi Bisenzio in testa, in questo momento se non sbaglio è Becagli che sta controllando la situazione, anche gli uomini della Bottegone e quelli della Monsumanese davanti. Vedremo se si ripeterà la stessa storia come è successo per la corsa di Campi Bisenzio, mentre siamo al secondo traguardo volante. Sempre le maglie della Bottegone, qui è Cannavò che ancora una volta fa passare avanti il proprio compagno di squadra Nica, e quindi si ripete l'ordine di arrivo del traguardo volante precedente, quindi Nica, Cannavò e Pacinotti. Dei 115 che sono partiti a questa 54esima Coppa Piero Mugnaione organizzata dalla Cipriani e Gestri Bottegone, sono rimasti solo in 100 in gruppo, mentre qui cambia notevolmente la situazione. C'è stato uno staccamento da parte di alcuni atleti del gruppo, si è diviso il gruppo e una buona parte di questi se ne sta andando. Sono in tanti davanti, abbiamo visto con il numero 46 Noletti della Romagnano, poi con il 76 Acco dell'Aquila, con il numero 45 Giannelli sempre della Romagnano, col 66 Marchini della Monsumanese, Lorenzini della Foscobessi, poi 32 Bellagamba dell'Ubaldo Signori, Mancini della Bottegone, poi Nica sempre della Bottegone. Continuando vediamo anche il numero 83 Friscia, poi con il 98 Pasquini, 82 Ciaccheri,
con il numero 42 Tani dell'Ubaldo Signori, poi col 75 Capone, col 95 Luisi, 60 Sannino, 69 Murtas e 70 Natali. Mentre da dietro un atleta della Campi Bisenzio in questo momento sta cercando di rientrare con il numero 55 Manuel Pesci, che viaggia con un ritardo di 35 secondi, quindi sta prendendo piede la fuga in testa. Buona l'azione di Manuel Pesci della Campi Bisenzio, che in questo momento sta cercando di riportarsi sulla testa, anche perché possiamo dire che si è diviso il gruppo, una buona parte si trova nelle prime posizioni. Adesso vediamo con il numero 103, si tratta di Argentieri del team Vettorini, che viaggia con un ritardo di 35 secondi, sta allungando sul gruppo. Abbiamo visto anche gli uomini della Ubaldo Signori di dietro, ancora la polisportiva Monsummanese che sta cercando di ricucire lo svantaggio che si era creato nel giro precedente. Viaggiano con un ritardo, vi ricordo, di 35 secondi, e in questo momento con il numero 72 sembrava Dimitri Paganucci a fare l'andatura. Gruppo compatto alle spalle, anche se allungato, sta cercando di riportarsi sui 17 che si trovano nella testa della corsa, quindi 17 corridori in fuga in questo momento con un vantaggio di 35 secondi, ed eccoli che si ripresentano sul dirizzone di arrivo, trainati dal corridore della Bottegone. Vediamo il gruppo che si sta riavvicinando e degli atleti che stanno cercando di rientrare. Qui è un atleta della Polisportiva Monsummanese, anche uno della Romagnano, gruppo trainato dalle ruote della Campi Bisenzio, che in questo momento sta cercando di riportarsi sotto una quindicina di secondi il loro svantaggio nei confronti dei 17 davanti, quindi hanno recuperato abbastanza, e dal gruppetto di testa cambia nuovamente la situazione, se ne vanno in due la coppia formata dalla squadra di casa del team Bottegone, Cipriano Gesti, Francesco Mancini, e poi dal corridore dell'Aquila Ganzaroli con il numero 83 Lorenzo Friscia. Questa la coppia che sta cercando di portarsi all'attacco con il primo gruppetto che insegue veramente a poca distanza. Sono 15 secondi di ritardo per quanto riguarda la prima parte del gruppo sulla coppia che si è formata al comando da Francesco Mancini e da Lorenzo Friscia. Francesco Mancini la prima esperienza nella categoria juniores, l'anno scorso vincitore della gara di apertura nella categoria allievi della Coppa CEI, mentre ormai Lorenzo Friscia lo conosciamo, l'abbiamo già conosciuto nella stagione passata. Questa è la coppia che si è formata al comando e che viaggia ancora con un vantaggio di 15 secondi sulla prima parte del gruppo. Vi ricordo il gruppo che si era frazionato quando mancavano 9 giri al termine, che in questo momento vede questa situazione al comando. La coppia formata da Friscia e da Mancini che transitano sotto lo striscione di arrivo quando mancano 7 giri alla conclusione. Ormai si entra nel vivo di questa 54esima Coppa Piero Mugnaioni. Siamo nelle battute conclusive. Vi ricordo un tracciato non molto ostico da un punto di vista altimetrico, ma molto difficile perché pieno di curve, quindi sempre da rilanciare l'andatura da parte dei corridori, e quindi sarà difficile anche arrivare in fondo con le forze per poter disputare una volata, per poter andare a vincere questa bellissima corsa. Gruppo che in questo momento transita alle spalle con un ritardo di 50 secondi, mentre è cambiata la situazione al comando con sempre la coppia ovviamente formata da Friscia e da Mancini. Dietro si è formato un gruppo di 24 atleti dove troviamo già quelli di prima, quindi Giannelli della Romagnano, Raimondas Rumsas dell'Ubaldo Signori, poi Ciaccheri della Aquila Ganzaroli, Marchini della Monsummanese, insieme compagni di squadra Murtas e Cavallini. Sempre della Romagnano anche Francesco Chesi, poi Davide Tani dell'Ubaldo Signori, Cannavò della Bottegone, Noletti, altro atleta della Romagnano, Acco dell'Aquila Ganzaroli, Capone, l'unico esponente della Ozierese, poi Natali Monsummanese, sempre della squadra di casa della Bottegone, Nica, della Foscobessi abbiamo Ottavi, poi Lorenzini, compagno di squadra di Ottavi, Luisi dello Stabia, Bella Gamba dell'Ubaldo Signori, Baldini
poi seguire anche l'Inas Rumsas dell'Ubaldo Signori, con il 104 Castiello del team Vettorini e col 98 Pasquini dello Stabia. Questa la formazione, quindi oltre ai due atleti al comando un gruppo di 22 atleti alle spalle. La coppia al comando viaggia con 10 secondi di vantaggio sulla prima parte del gruppo, mentre la seconda subisce un ritardo di 50 secondi, quindi sarà difficile ormai arrivati nelle fasi conclusive, a meno che non ci sia una pronta reazione del gruppo, riuscire a rientrare davanti, visto che possiamo dire che il gruppo si è frazionato in due, con sempre l'azione davanti incalzante degli atleti della Ganzaroli e della Bottegone, con Lorenzo Friscia e Francesco Mancini che ormai stanno caratterizzando questa seconda parte di gara. Non sono mai riuscite le fughe fino a questo momento, un vantaggio massimo che è arrivato ai 15 secondi da parte dell'atleta dello Stabia Cianetti Nicolas, e questo è il primo vero tentativo di attacco dove la coppia Mancini-Friscia sta tenendo duro e continua ad avere un vantaggio di 10 secondi. Abbiamo visto, questo è il gruppo dei 22 che sta inseguendo, abbiamo visto nella prima posizione col numero 45 Giannelli che stava facendo l'andatura, dietro di lui il corridore dell'Ubaldo Signori Raimondas Rumsas, quindi andremo a vedere il prossimo riscontro cronometrico ed eccolo qua il gruppo che in questo momento subisce un ritardo di un minuto per gli atleti del gruppo trainati dalle maglie della Campi Bisenzio. Abbiamo visto in testa il corridore della Campi Leonardo Becagli, anche gli uomini dello Stabia della Monsummanese, ovviamente lo Stabia che vede in Nico Colonna la possibilità di poter andare a vincere questa 54esima Coppa Piero Mugnaioni, la Monsummanese che con il suo corridore Nicola Stefanelli che ha fatto terzo a Campi potrebbe recuperare un bel risultato. Anche quest'oggi stanno cercando di riportarsi in testa, anche se non sarà facile perché davanti ci sono 22 atleti che stanno tirando più o meno alla stessa velocità dei corridori del gruppo. Vediamo adesso gli atleti dell'Ubaldo Signori che stanno passando davanti. Abbiamo visto Bellini che si portava in testa, cercano di rompere i cambi visto che hanno diversi compagni di squadra nelle prime posizioni. Si parlano gli atleti della Bottegone che non hanno intenzione di andare a recuperare i fuggitivi, anche perché sono ben rappresentati da tre corridori con Nica, Cannavò e Mancini che si trova in fuga in questo momento. Gli unici sono gli atleti dello Stabia che non hanno ruote veloci nella prima parte del gruppo e che dovrebbero cercare di rientrare. Arrivati ormai quasi nelle fasi conclusive della gara, siamo ormai con un totale di partecipanti che va intorno ai 90. Quelli che sono rimasti in gara, sempre Sanzio Ramponi, direttore di corsa, insieme a lui vi ricordo anche il vice direttore di corsa Rodolfo Gambacciani e i giudici Lamanda, Romani e Del Bravo, mentre i giudici in moto Giuntini. Davanti continuano le scaramucce per quanto riguarda gli atleti della testa. In questo momento è il corridore dell'Ubaldo Signori Raimondas Rumsas che cerca di attaccare, mentre si è ricomposto il gruppo dei 24. In questo momento vediamo sempre Mancini nelle prime posizioni, abbiamo visto anche Noletti della Romagnano, e questi sono i 24 che adesso continuano ad avere un vantaggio stabile intorno al minuto primo. Sempre gli atleti del gruppo trainati dalle maglie bianco-verdi della Campi Bisenzio che cercano collaborazione, ma come vedete gli atleti della Bottegone e dell'Ubaldo Signori non danno manforte perché non hanno nessun motivo di rientrare davanti. Hanno delle belle rappresentanze e quindi non ci tengono a far rientrare i velocisti che sono rimasti dietro, come Nicolò Pacinotti della squadra di casa e come Nico Colonna dello Stabia. Qui adesso la Monsummanese, quando siamo ormai nelle fasi conclusive, si sta organizzando con un treno, visto che siamo ormai al suono della campana. Siamo all'ultimo giro con le maglie della Monsummanese in testa che stanno cercando di organizzare, come vi dicevo, un treno per poter riuscire a vincere questa 54esima Coppa Piero Mugnaioni. La polisportiva Monsummanese
che vede in Francesco Marchini un possibile velocista che potrebbe vincere questa gara quest'oggi. Il gruppo dietro ormai si è rassegnato, arrivati al suono della campana il gruppo non ci sta più per andare a prendere i fuggitivi al comando, e quindi sarà una lotta fra quei 24 e sarà interessante vedere se qualcuno riuscirà ad attaccare ed uscire dal gruppo o se si arriverà in volata. Per il momento la Monsummanese in questi 2 km e 900 metri, vi ricordo il giro 2 km e 9 per un totale di 27 giri, 78 km e 300 metri la gara di oggi. Siamo all'ultimo giro fra poco ed eccolo qua, triangolo rosso dell'ultimo chilometro con il numero 64, in questo momento è Federico Cavallini a fare l'andatura. Vediamo con il numero 66 Marchini che si trova alle spalle del proprio compagno di squadra Natali, che adesso fa da ultimo uomo. Forse partiti un po' troppo presto gli uomini della Polisportiva Monsummanese, mancano ancora 800 metri all'arrivo. Linas Rumsas in terza posizione e poi vediamo anche Francesco Mancini dietro alle maglie della propria squadra della Bottegone, con Nica in questo momento che cerca di portarlo fuori. Quindi 2 treni in contemporanea, Monsummanese e Bottegone. Iniziano le scaramucce tra la Bottegone e la Ubaldo Signori. Linas Rumsas cerca di tenere le posizioni e ci riesce, mentre Nica con la ruota Mancini cerca di portare avanti il proprio corridore. Anche gli uomini della Romagnano stanno risalendo in questo momento con Giannelli, Noletti e Chesi. Infatti sulla sinistra la Romagnano che sta cercando di far risalire i propri atleti. Si sposta l'atleta della Monsummanese, rimane da solo Marchini, troppo presto forse per una volata a ranghi compatti. Siamo ormai sul dirizzone di arrivo, ultimi 400 metri per decretare il vincitore. Attenzione, Mancini è già in testa, Noletti sulla destra, esce Francesco Chesi, Linas Rumsas sulla sinistra, ma è Francesco Chesi che va a vincere questa 54esima Coppa Piero Mugnaioni. Una bellissima volata quella del Massese, che è andato a conquistare la sua prima vittoria da juniores al secondo tentativo. L'ordine di arrivo che vede in questo momento Francesco Chesi primeggiare sul compagno di squadra Michele Noletti, che gli ha tirato perfettamente una volata che poi ha portato il corridore della Romagnano a vincere. Terza posizione per Francesco Mancini, il corridore di casa del team Bottegone. Quarta posizione per l'Ubaldo Signori con Linas Rumsas. Quinto il corridore della Fosco Bessi, Ottavi Simone. Sesta posizione per il team Bottegone con Francesco Cannavò. Settima posizione per Lorenzo Friscia, bravissimo il corridore dell'Aquila, che dopo la fuga insieme a Mancini che è arrivato terzo sono riusciti a classificarsi nell'ordine di arrivo. Ottavo Lorenzo Luisi dello Stabia. Nono Iltian Nica del team Bottegone. Decimo Francesco Marchini della Monsummanese. Questo l'ordine di arrivo. Arrivano in questo momento anche gli atleti del gruppo con un ritardo di 1 minuto ed è stato veramente un bellissimo ordine di arrivo. Nelle prime 5 posizioni 5 corridori del primo anno. Quest'anno i debuttanti in categoria stanno dando spettacolo, perché anche Luca Zullo della Bottegone nella gara di apertura era un primo anno. Intanto eccolo qua il vincitore della 54esima Coppa Piero Mugnaioni, Francesco Chesi, bellissimo corridore che l'anno scorso era anche nella squadra che poi ha portato il titolo italiano nella categoria allievi con Federico Monti. Intanto vediamo altre personalità come Maria Bruni, anche il presidente provinciale Marco Boretti. Abbiamo visto una bellissima rappresentanza qui su via Cava a San Giusto, con la vittoria poi del corridore della Romagnano Francesco Chesi, che vi ricordo ha vinto davanti al proprio compagno di squadra Michele Noletti. E intanto ecco il terzo classificato, un lottatore, quello di oggi, Francesco Mancini, che dopo la fuga con Friscia è riuscito anche a conquistare la terza posizione. Quindi una bellissima gara per il corridore di casa. Al secondo posto sale in questo momento l'atleta della Romagnano Michele Noletti, che dopo aver tirato la volata del proprio compagno di squadra è riuscito ad arrivare secondo, mentre primo, eccolo qua, il vincitore Francesco Chesi, che è riuscito a portare a casa una bellissima e stupenda vittoria. Ma andiamo ad ascoltare le dichiarazioni degli atleti nel dopo corsa. Francesco Chesi, vincitore della Coppa Mugnaioni. Francesco, una bella vittoria in questo inizio di stagione. Sì, è stato un grande successo secondo me, più che altro non perché ho vinto io, ma perché ha vinto la squadra Romagnano. Abbiamo volato anche Noletti sul secondo grado del podio e abbiamo fatto un grande lavoro oggi. Francesco, nella fuga davanti eri uno dei nomi
che comunque dovevamo tenere d'occhio perché insomma veloce sei veloce, però non ti aspettavi di vincere? Sinceramente le sensazioni non erano delle migliori, però si sa, quando sei in corsa senti i cavalli, quindi ci sta che essendo agitati ci sentiamo male, poi dopo veramente si sta bene. Che facciamo, ne vinciamo un'altra allora? Speriamo più di una. Senti, sei anche uno degli atleti che comunque è sotto il mirino del CT della nazionale, insomma hai un po' di responsabilità anche sulle spalle. Responsabilità sì, però cerchiamo di non pensarci perché la stagione è lunga e meglio portare i successi. A chi la vuoi dedicare questa corsa? Al mio compagno di squadra, a tutta la squadra, agli sponsor e alla mia ragazza. Michele Noletti, secondo classificato, è stato diciamo, un ultimo chilometro difficile per voi. Sì, è stato molto duro e intenso. Ci siamo trovati noi della nostra squadra, abbiamo fatto il massimo per arrivare in fondo. Chiudevamo ogni attacco e per l'ultimo chilometro avevo un pochino meno di forza, ho provato a tirare al massimo Francesco, abbiamo fatto primo e secondo. La Monsummanese già dall'ultimo giro aveva iniziato a fare un treno, era pericolosa come squadra. Sì, eravamo molto agguerriti nei loro confronti, eravamo a cercare di tenerli d'occhio per l'ultima volata, sapevamo che erano molto veloci, però avevamo avuto la meglio. Anche tu debuttante in categoria, insomma, chi ben inizia a metà dell'opera. Speriamo che continui così l'andata. Ora abbiamo fatto primo e secondo, guarderemo domenica come va a finire. Francesco Mancini, altro debuttante in categoria, un terzo posto, bello, però era difficile battere questa coppia romagnano. Sì, sicuramente loro erano molto veloci, erano ben organizzati. Io sono arrivato in fondo che ero un po' stanco, ho fatto una bella fuga a metà gara e quindi complimenti a loro. Eri rimasto diciamo da solo nella fuga davanti per quanto riguarda la tua squadra, quindi magari aiuto ce n'era anche poco rispetto a loro. No, avevo due compagni con me nella fuga decisiva, però erano un po' stanchi, poi da ultimo ho sbagliato anche un po' io a non aspettare, non sono stato abbastanza freddo e quindi l'errore e la responsabilità me la prendo io. Comunque insomma un terzo posto, una seconda gara juniores, sei primo anno, è una bella soddisfazione. Sì, sicuramente è una bella soddisfazione, ma quando sei lì davanti a 50 metri dall'arrivo e ti vedi sorpassare, insomma. Berti Matteo, allenatore della Romagnano, diciamo una doppietta quasi inaspettata. Sì, magari per chi ci guardava da fuori era inaspettata, però noi sapevamo del valore di questi ragazzi che già l'anno scorso avevano dimostrato buone cose e oggi siamo lì con 3 ragazzi che hanno terminato la gara e sono arrivati nel gruppo dei migliori e si sono giocati la vittoria. Sicuramente vorrei dedicare la vittoria a Alessandro che la domenica scorsa a Campi Visenzio si è rotto una spalla e quindi la vittoria va a lui. Siamo partiti in 4 oggi, 1 è caduto, 3 erano in corsa e 3 sono arrivati davanti, abbiamo fatto primo e secondo. Io vorrei ringraziare gli sponsor che ci aiutano in questa avventura, che è difficile nel momento che sta attraversando l'economia, però noi diamo il massimo e i risultati si vedono. Ecco, eravate in 3 davanti, gli unici 3 rimasti, però insieme alla Monsummanese siete stati quelli più, possiamo dire, efficaci, anche se eravate pochi. Sì, noi avevamo detto che la gara bisognava condurla così, anche se eravamo in pochi noi ci provavamo e è andata come avevamo detto, fortunatamente. I prossimi appuntamenti ora? Domenica prossima siamo a Stabia, allievi e juniores e ci proveremo anche domenica. Carlo Iannelli, vicepresidente della Regione della Federciclismo Toscana. Una bella gara nella città di Prato con un grande vincitore. Senz'altro una grandissima gara, come purtroppo devo dire ce ne sono poche nella nostra provincia perché il numero delle corse è diminuito in Toscana, è diminuito nella provincia di Prato in particolare e questo da pratese un po' mi dispiace. Comunque venendo allo spettacolo che abbiamo visto oggi devo dire appunto un gran bello spettacolo, tanta gente, un grandissimo vincitore che avevo visto già dall'anno scorso quando militava nella categoria allievi, un ragazzo che senz'altro ha un grande futuro davanti e niente, vorrei ringraziare sentitamente Patron Zanobetti qui per la gran bella manifestazione, per questa organizzazione che appunto
fa sì che il ciclismo a Prato sia ancora in un certo qual modo vivace. Ecco, ciclismo a Prato che sappiamo oltre alla Cipriana di Gieste, a Borgonovo e la Pratese è un pochino in calare, però insomma anche oggi erano presenti tantissimi atleti, si parla di ben 115 partenti, quindi insomma per essere una gara anche di inizio stagione in Toscana ci sono state tante partecipazioni. Sì, senz'altro, io ero domenica a Campi, lì mi sembra fossero 190 o 180, quindi insomma i numeri ci sono, poi le realtà cambiano da una provincia all'altra. Qui a Prato effettivamente questo è un momento un po' di sofferenza per tutto il ciclismo in generale, le motivazioni sono tante, e niente, ognuno deve fare la sua parte. Le società come al solito la stanno facendo, stanno tenendo duro come si suol dire, si spera che vengano tempi migliori e che ci sia una maggior collaborazione un po' da parte di tutti. Edoardo Zanovetti, presidente e organizzatore di questa bellissima corsa. Edoardo, possiamo dire è stata una corsa molto partecipata? Ma io direi, sai, se è stata bella, ben riuscita, deve essere magari al di sopra. Per me è una bella gara, un bel lotto di partenti, un bel podio e insomma soprattutto la gente. Un bel podio anche perché siete arrivati terzi. Quindi ecco, voglio dire, dopo la vittoria di domenica, la conferma di oggi, di molte la squadra in qualche modo la c'è. Sai, tutte le domeniche non si può mai vincere, è bella il compiazzamento dopo una vittoria, poi è giusto. Però ecco, io sono contento perché è andato tutto bene, il tempo per fortuna ci ha aiutato. Un bel lotto di partenti, purtroppo bisognerebbe che ne fosse un pochino di più di queste gare. È un problema che anche con Carlo Iannelli abbiamo affrontato in un'intervista prima. Purtroppo si diceva a Prato sono poche società, però è un po' la realtà di tutta la Toscana ormai. Sono 15 gare, se ne organizza 4 noi. È un po' dura, capito? E io le dovevo organizzare 6. Perché con quella sosta gli hanno messo la prima decade di aprile, maggio e giugno, no? Non si può correre, non c'è gare. Allora ne a fare uno a Masiano, un'altra a... Però hanno le feste patronali, se non te la fa quella data lì, è finita, quindi se ne fa. Però comunque 4 gare sono già abbastanza. Edoardo, facciamo un ringraziamento un po' a tutti coloro che hanno collaborato qui. Sarebbero tanti da ringraziare perché una gara così, qualunque gara, ma come questa ci vuole del personale, c'è da lavorare, ci vuole persone che ti danno una mano, ti aiutano e non basta. Comunque io tutto sommato non mi posso lamentare perché c'ho tante persone che mi stanno vicino, mi aiutano e con tanta passione. Sì che si può andare avanti così, si va bene. Speriamo di continuare e ora alla prossima.